Benvenuti a Fossalta di Portogruaro per l'anticipo della 28esima giornata di campionato Girone O seconda categoria di fronte Fossaltese e Giussaghese. Diamo lettura delle formazioni. Giussaghese in campo con Ferin, Simon, Sartorello, Furlanetto, Ronca, Pacchiega, Fontanello, Merri, Rosa, Banini, Angelon. A disposizione di mister Paolo Davì, De Munari, Moretti, Battistutta, Romito, Pavan, Chiandotto, Filoso, Bellomo. Rispondono i padroni di casa della Fossaltese con Fagherazzi, Grando, Scantimburgo, Battistutta, Bortolussi, Venturuzzo, Caldieraro, Trevisan, Geromin, Milanese, Spoladore. A disposizione di mister Moreno Tomasello, Gasparotto, Alba, Bianco, Biasotto, Benedet, Simonatto, Spremulli. Dirige l'incontro il signor Lorenzo Rossini della sezione di Portogruaro. Punizione per la Giussaghese, numero 8, calcia ben parata dal portiere della Fossaltese, respinta, grandissima occasione, conclusione dell'11 che esce di pochissimo. Ricordiamo Fossaltese Giussaghese, anticipo della 28esima giornata di campionato di seconda categoria Girone O. Giussaghese che manovra, ora palla per Alba. Alba sul vertice del calcio d'angolo. Tiene il pallone, lo gioca col compagno, la recupera però. La palla però è uscita, rimessa laterale per la Giussaghese. Giussaghese che ancora in possesso di palla calciata in mezzo per Banini che di testa svetta ma la palla esce di pochissimo. Queste prime frazioni di gioco una netta prevalenza degli ospiti della Giussaghese. È comunque sempre la Giussaghese avere il pallone manovra, ora bravissimo Rosa che manovra sulla destra, palla al centro, interviene Bortolussi che allontana il pericolo. Riparte ora Trevisan, Trevisan porta palla per gli avanti dei Verdi. Palla ora per Banini, Banini molto bene a giocare il pallone per Fontanello, Fontanello ancora, serva centralmente, Fontanello va sull'esterno, l'azione è buona. Conclusione del numero 11 Angelon che termina di poco a lato. Giussaghese decisamente molto più in palla in questi primi minuti di gioco. Parte la punizione per i padroni di casa, palla sul secondo palo, ma è bravo Ferin a leggere la traiettoria, impossessarsene e rilanciare subito lungo per Banini. Palla troppo lunga. La coppia centrale della Fossaltese controlla, appoggia Fagherazzi, Angelon dribbla il suo avversario, rientra col sinistro, appoggia per Rosa, Rosa ha il problema di girarsi, appoggia nuovamente fuori per Capitan Merri, Merri è indietro, palla centralmente, è bravo però Bortolussi a anticipare gli avversari. Milanese cerca di farsi spazio, di farsi vedere, va in possesso, supera due avversari, entra in area, ha il problema di girarsi, va da Trevisan, Trevisan allarga per Venturuzzo, Venturuzzo la spedisce in area, molto bravo Milanese nonostante la bassa statura a colpirla di testa, ma la palla arriva all'M da Ferin. Cerca Milanese, Milanese cerca in profondità Geromin, ma l'1-2 non arriva. Bravo Caldieraro a impossessarsene e servire Grando. Grando si accentra, va da Milanese, 1-2 di nuovo con Grando, Grando si allarga, palla per Trevisan al limite dell'area, Trevisan allarga a sinistra, palla scodellata in mezzo, la difesa però Giussaghese riesce a ribaltare l'azione. Rimessa laterale per la Fossaltese. Simon andrà sicuramente per un calcio in area di rigore, difesa altissima della Fossaltese schierata in linea sul vertice dell'area grande, palla tagliata
però Fagherazzi legge bene la traiettoria, se ne impossessa e riparte immediatamente in avanti per Geromin. Geromin salta il suo avversario, ora però viene raddoppiato, Geromin si accentra, Geromin guarda i compagni, va da Grando, Grando va sul dribbling sul destro, si allarga, sulla sua conclusione viene ribattuta e la palla termina tra le braccia di Ferin. Era una potenziale occasione pericolosa per la Fossaltese, che ora organizza una manovra sul lato destro, si cerca di servire Rosa, ora è Angelon che sfrutta la velocità di Simon, palla centro area, palla per Rosa che cerca un esterno destro, stanno formando le coppie in area della Giussaghese, Battistuta va sul primo pallo, appoggia per Milanese, Milanese controllato da Angelon, si gira molto bene ma è molto bravo l'estremo difensore della Giussaghese Ferin a leggere in anticipo la traiettoria e a pararla, rilancia immediatamente, ora è Rosa che lotta, però perde il pallone, ora palla per Grando, Grando, ora è Banini, Banini molto bene, Banini questa palla centralmente, chiede l'1-2 e ancora Banini che affonda sotto sinistro, Banini va 1 contro Bortolussi, palla centralmente per Capitan Merri, Merri cerca Angelon che viene anticipato, ora la palla è per Furlanetto, Furlanetto dai 40 metri cerca veramente una conclusione impossibile, calcio champagne qui a Fossalta di Portogruaro. Bortolussi, Bortolussi, Battistuta e ora Trevisan. Trevisan va da Milanese che di prima imbecca Geromin, Geromin da Grando, Grando entra in area, Grando no per Geromin, Geromin in prima intenzione, la palla lambisce il palo sinistro e termina di un nulla fuori. Una prima vera grande occasione per i padroni di casa al minuto 43esimo. Grando ora si divincola il suo avversario, di nuovo da Caldieraro, ora si va da Bortolussi, Bortolussi chiaramente va da Venturuzzo, Venturuzzo palla in profondità per Milanese, molto bravo difensore della Sangiovese a bloccare, non ci sono nessun minuto di recupero, termina qui la prima frazione di gioco a Fossalta di Portogruaro, Fossaltese 0, Giussaghese 0. Ed ecco riprende il secondo tempo da Fossalta di Portogruaro, il derby fra Fossaltese e Giussaghese. Ricordiamo che la prima frazione è terminata sullo 0-0, inizia il secondo tempo di questo derby, due allenatori non hanno effettuato nessuna sostituzione, si riparte con i 22 scesi dall'inizio della partita. Ora è la Fossaltese che manovra a centrocampo, Capitan Venturuzzo va in profondità da Milanese, Milanese imbecca Trevisan, Trevisan viene atterrato da Sartorello, per l'arbitro è evidente fallo e concede il calcio di rigore per la Fossaltese. Parte Milanese, Milanese la piazza al lato destro del portiere Ferin che si butta sulla parte opposta, nulla da fare, rigore ineccepibile. 48esimo, Fossaltese 1, Giussaghese 0, assegno milanese sul calcio di rigore. Attenzione, palla Trevisan, Trevisan si gira, fa la battuta, palla milanese che dribbla su uomo, limite dell'area, calcia potente centralmente ma la conclusione è alta. Decisamente la Fossaltese ha iniziato questa ripresa con un piglio molto diverso rispetto alla prima frazione. Sicuramente mister Moreno Tomasello si è fatto sentire negli spogliatoi. Milanese in profondità per Geromin, Geromin in posizione regolare, Geromin si accentra, Geromin serve al numero 11 Spollatore ma viene anticipato. È chiaramente un'azione da rivedere alla moviola, a quanto ci sembra comunque la posizione era decisamente irregolare. Ricordiamo comunque che in campo c'è solamente il direttore di gara, non è coadiuvato dai collaboratori, guardalini, di conseguenza qualche difficoltà è ovvio che ne scaturisce.
corner corto per la Fossaltese, palla milanese che la rimette in aria, palla però la traiettoria è decisamente sbagliata e termina in messa laterale. Sta giganteggiando in difesa in questa ripresa, ora ancora Angelon serve, palla, batti e ribatti, Rosa va a concludere questa palla arrivata dentro l'area piccola, bravissimo Fagherazzi di piede, calcio d'angolo. Ora Fontanello questa volta a lungo sul secondo palo, svetta Furlanetto, cerca la torsione di testa ma la palla termina al lato del portiere senza impensierire Fagherazzi. Ora è Caldieraro che allarga per Spoladore cerca Geromin, bravo Geromin a inserirsi tra i due difensori centrali del suo gioco. Geromin si accentra, Geromin aspetta l'inserimento di Caldieraro limita l'area, si gira, appoggia dietro per Grando salta il suo uomo in profondità ancora per Geromin, palla centralmente, la palla arriva al limite dell'area piccola, se ne impossessa Ferin che allarga immediatamente per Angelon ancora da solo, a spallate con Trevisan, alla meglio Angelon, ma ancora Trevisan non molla il suo avversario, lui insegue e alla fine complimenti a Trevisan che si fa tutto il centrocampo e recupera questa palla da sfruttare al meglio se vuole riaprire la partita. Rosa calcia sul secondo palo, la palla gira poco, rimane alta e termina a lato di Fagherazzi, nulla di preoccupante. Fagherazzi va lungo, sempre palla per Trevisan in profondità per Spoladore lotta con Simon, un bel duello, alla meglio Spoladore che si accentra, serve Trevisan, si inserisce Milanese cerca il diagonale al secondo tempo, la palla esce ma è ancora giocabile per Caldieraro, non per l'arbitro che dice che è uscita. Ferin a calciare lungo, lotta tra giganti del campo, è comunque Rosa che imbecca in avanti Angelon malamente, arriva lungo e la palla esce mestamente. Battistuta dentro, è Furlanetto che la colpisce, la prolunga e quasi rischia un autogol clamoroso. Trenino sul primo palo, movimento dei giocatori della Fossaltese, è Venturuzzo che sul primo palo intercetta la palla e la palla esce di poco. Simon serve Angelon, sovrapressione Simon, Angelon si accentra, si va da Romito la scodella in mezzo per Rosa la prolunga, arriva in ritardo l'esterno sinistro e non c'è nulla di che. Fontanello sul primo palo, palla troppo docile, troppo semplice per un portiere esperto come Fagherazzi, giro palla della Fossaltese, ora per Capitan Venturuzzo allarga per Spoladore che puntualmente arriva sull'auto di sinistra, serve Trevisan per Geromin conclude, è bravo però Ferin a dire no, ora palla milanese, scusate no, a Grando 1 contro 1, si gira, serve in questo momento Milanese torna per Grando centralmente ma non c'è nessuno in area. Decisamente una Fossaltese con un piglio ben diverso rispetto alla prima frazione. Punizione per la Fossaltese che adesso inizierà a giocare con il cronometro. Battistuta dentro, Furlanetto viene saltato, palla milanese che di prima intenzione la mette in mezzo, palla veramente pericolosa ma è troppo tesa. Alba dentro, bravo, palla ribattita velocemente e ancora Grando che anticipa, però bravo Ferin a riprendere il pallone,
Ora siamo in un momento di confusione a livello tattico tra le due formazioni. Fuori gioco, allora fischia l'altra volta fuori gioco. Ora è Jeromin che si invola in area, Jeromin 1 contro 1, Jeromin cerca il cucchiaio ma è bravo Ferin a dire di no, era veramente una ghiottissima occasione per la Fossaltese. Cosa? Guarda qua, ma il calcio allora non sa come fate il calcio. Ehi. Va da Jeromin, Jeromin serve Alba, Alba si allarga a sinistra, aspetta l'inserimento di Grando che arriva puntualmente, Grando percorre sul lato sinistro, si porta vicino alla bandierina, avanza, supera Angelon, entra in area, serve centralmente, bravissimo, serve Jeromin che dai 7 metri di prima intenzione calcia sul primo palo e realizza il 2-0. Siamo al minuto 39esimo di questa ripresa, la Fossaltese ha appena raddoppiato con una ottima azione creata da Spoladore che serve Jeromin. Jeromin non sbaglia assolutamente e da ottima posizione infila l'incolpevole Ferin. Ora palla per Rosa, Rosa al piccolo trotto, serve Chiandotto che conclude sul primo palo ma ancora l'attento Fagherazzi smanaccia e si rifugia in calcio d'angolo. Sarà lo stesso Rosa a battere questo calcio d'angolo. Vediamo però la Giussaghese aver perso parecchia voglia, il 2-0 sicuramente ha avuto i suoi riflessi. Palla centralmente, Fagherazzi respinge, palla che arriva a Angelon che calcia in prima intenzione, però la sua conclusione è alta sopra la traversa. E proprio in questo momento il mister Moreno Tomasello probabilmente concede la standing ovation a Jeromin che lascia il campo tra gli applausi del folto pubblico presente qui al Pessa. Il gol del 2-0 sicuramente lo annovera fra i migliori giocatori in campo. Appena fatto il cambio, il direttore di gara, il signor Lorenzo Rossini, indica 5 minuti di recupero che inizieranno proprio adesso. Romito sicuramente scordellerà la palla in mezzo, palla tesa sul primo palo, milanese in tuffo plastico anticipa tutti. Ributa fuori la palla, di nuovo però la palla a Romito che di nuovo cerca Rosa, Rosa di testa controllo, batti e ribatti, l'ultimo intervento è di Bortolussi, sempre Romito, Romito sul primo palo debolmente, la palla arriva a Bianco che la addomestica, la porta fuori, calcia in profondità, palla per il milanese, per il nuovo entrato. E proprio in questo momento il Lorenzo Rossini chiude la contesa tra Fossaltese e Giussaghese, i padroni di casa vincono 2-0 grazie ai gol di Milanese su calcio di rigore e di Jeromin. Da Fossalta di Portogruaro è tutto, buona serata e linea allo studio.